Noi siamo sul sentiero che dal Ponte di Piuma si snoda sulla sponda sinistra fino in territorio sloveno. Il percorso nel suo complesso si sviluppa su oltre 3 km di lunghezza ed è ricco di suggestione. Il bosco stesso è molto articolato, nelle zone dove si sviluppa meglio, dalle parti più alte a quelle più basse, troviamo almeno 3 tipologie diverse, quelle più di un bosco arido nella parte più alta, di un bosco con caratteristiche, come dire, medie, cosiddetto bosco mesofilo sulla fascia mediana, e un bosco legato ai fenomeni diciamo di piena del fiume, e ciascuna di queste fasce si porta dietro poi il suo attributo di specie accompagnatrici nel sottobosco. Come sentite, qui c'è un silenzio diciamo notevole, interrotto solo qualche volta dall'attività di animali come gli uccelli, perché ci sono diversi uccelli acquatici, oltre ai germani reali c'è lo smergo maggiore, ci sono i cormorani, poi ci sono aironi, garzette, martin pescatore. Qui abbiamo diverse specie di picchio, tra cui anche il picchio nero. Ci sono diversi alberi di grandi dimensioni e c'è molto legno morto. Il legno morto porta insetti xilofagi, appunto, che se ne nutrono. Questo attira i picchi, in particolare il picchio nero, che ha bisogno di grossi alberi per nidificare, e sono uccelli appunto comuni in questa fascia. E ci sono anche mammiferi, c'è la volpe, c'è il tasso, quella di prima che abbiamo incontrato è probabilmente una tana di volpe, ma c'è anche il tasso, grande costruttore di tane piuttosto complesse, c'è la faina, c'è il capriolo, qualche volta c'è il cinghiale che proviene dalla sponda destra, dalle zone del Coglio, perché sono animali che nuotano con grande facilità, quindi per loro attraversare il fiume in momenti tra l'altro placidi come questo non costituisce problema. Il scoiattolo, ce ne sono insomma molti animali legati al bosco. Questo corridoio ecologico appunto che sono le sponde dell'Isonzo, perché non bisogna dimenticare che noi parliamo della sponda sinistra, ma analogamente un ambiente simile si sviluppa anche sulla sponda opposta, quella destra. E quindi è un corridoio perché dal monte scende in pianura questa fascia boscata insieme al corpo idrico. Questo scendere in pianura di un ambiente fa sì che scendano in pianura anche tutti gli animali che a questo ambiente sono collegati e che sfruttano magari questo ambiente per passare dalle zone interne alle zone di pianura. Abbiamo continuato la nostra escursione, no? Siamo nella zona un po' più settentrionale, a ridosso del confine, in corrispondenza dello sbocco del torrente Piumica, e in questo settore il fiume si allarga, come potete vedere, no? Compaiono dei depositi di ghiaia. Dove siamo noi, sulla spiaggetta, vediamo dei tipici fenomeni di colonizzazione da parte dei primi arbusti, che sono salici. Qui abbiamo del salice rosso, Salix purpurea. Alle mie spalle, sullo sfondo, c'è un isolotto con questi salici abbinati anche al salice ripaiolo, che è un altro salice tipico delle ghiaie. Queste sono le prime piante legnose che troviamo sulle ghiaie. Sopportano l'impatto delle piene. Quell'isolotto per esempio viene completamente sommerso quando c'è una piena consistente, le fronde si piegano praticamente fino a coricarsi sulle ghiaie, e poi una volta passata la pressione dell'onda di piena ritornano in posizione. Alle volte, quando la violenza delle piene è veramente sovrastante, possono addirittura essere sradicati, però anche in quel caso rideposti
possono riattecchire, quindi sono piante di una vitalità incredibile, però che rimangono confinate sulle ghiaie e non entrano dentro nel bosco dove diventano meno competitive. Dunque, se dobbiamo distinguere delle fasce riferite a delle specie, come dire, di alberi guida, diciamo che nella fascia alta abbiamo la roverella e il carpino nero. Nella fascia intermedia abbiamo il carpino bianco e le querce. Nella fascia bassa abbiamo lontano i salici e qualche pioppo. Questa è un po' la ripartizione. Poi chiaramente c'è un continuo per cui queste specie un attimo si rimescolano, no? Non troveremo mai un pioppo nero o un salice sulla parte alta, come non troveremo mai una roverella con le radici prossime all'acqua, questo sicuramente. Ma nel mezzo ci possono essere delle situazioni un po' più meticce, ecco. È scappata una lepre.